sente? Sì. Perfetto. Perfetto, devo tenermi il rumore del motore dietro. Allora, benvenuti a tutti, io sono Davide, la vostra guida. Renato è il nostro comandante e sarà lui a dettare i tempi un po' dell'escursione di stamattina, perché è lui che sa il tempo che ci si mette a muoversi e la navigabilità dei canali anche a seconda della marea. Vi do naturalmente il benvenuto a nome di ATN Laguna Sud, che è questa agenzia che organizza questi tour lagunari in maniera assolutamente esclusiva, dal momento che nessun'altra agenzia riesce a portare dei turisti o delle scolaresche, dei gruppi in questi ambiti della laguna interna, in particolare nelle valli da pesca, che come sapete sono ambiti a gestione privata e sono dei luoghi ai più inaccessibili. Invece proprio fra un po', quando arriveremo alla fine di questo canale, potremmo visitare una di queste aziende e cercare di capire un po' come funziona l'allevamento del pesce nelle valli da pesca. Cominciamo questo itinerario da questo canale, il canale Cornio, che per quel che si sa dovrebbe essere un tratto vestigiale della foce del Brenta, del sistema di foce del Brenta, quando questo fiume giungeva a sfociare in laguna, o meglio quando la laguna stessa era la foce del fiume, e quindi quando avevamo un livello del mare inferiore all'attuale. Voi dovete pensare infatti che la laguna così come oggi deve essersi assestata su questa posizione circa 5-6 mila anni fa, quindi successivamente al periodo glaciale, dopo il disgelo, con tra virgolette il riempimento dell'Adriatico, cioè il ritorno del mare e l'invasione da parte delle acque marine di quella che era proprio la foce fluviale. In effetti le bocche di porto che oggi mettono in comunicazione la laguna col mare possiamo immaginarle come in realtà le posizioni degli estuari dei fiumi, successivamente appunto violate dal mare, con il mare che entra attraverso questi estuari e invade una parte della pianura alluvionale, che rimane comunque distinta dal mare stesso grazie ai cordoni litoranei, cioè a questi accumuli di sabbia più alti rispetto alla pianura interna, anche per il semplice fatto che si tratta di accumuli di sabbia, quindi che mantengono anche nel tempo volumi maggiori rispetto a quelli lì morgillosi, e quindi insomma un distinguo di lidi, i 4 attualmente lidi che distinguono la laguna dall'Adriatico. Dico 4 attualmente lidi, cioè quello di Cavallino, il lido di Venezia propriamente detto, il lido di Pellestrina e il lido di Sottomarina, e le 3 bocche di porto che li interrompono. Attualmente 4 lidi e 3 bocche di porto, in passato numeri differenti, e se pensate che pensate già alla località di Treporti, in prossimità del lido, già i toponimi stessi ci raccontano un po' quella che doveva essere la situazione anche piuttosto recente, quella di Treporti, con l'isola di Sant'Erasmo, che adesso è un'isola endolagunare, cioè interna alla laguna, ma in realtà sarebbe un lido lagunare, quindi quella rappresentava il confine fra laguna e mare prima che venisse a svilupparsi, grazie alle opere, agli interventi umani, venisse a svilupparsi Punta Sabbione, che quindi ha chiuso Sant'Erasmo all'interno del margine lagunare. Dicevo, quindi cominciamo questo itinerario attraverso questo tratto vestigiale del Brenta, ed è cosa importante perché appunto il Brenta, il principale artefice dell'ambiente lagunare, che ha creato la laguna e che probabilmente l'avrebbe anche fatta scomparire se i veneziani non fossero intervenuti sulle acque di questo fiume, che davano parecchi problemi di
di rotte, di allagamenti nell'entroterra, ma soprattutto davano interramento del sistema lagunare, laguna che per i veneziani, dopo un dibattito interno al Senato veneziano, si è scelto di impedire che la laguna subisse il suo destino e si interrasse e magari diventasse area agricola, coltivabile, e mantenesse invece quella che un po' era la sua funzione originale rispetto all'insediamento veneziano, cioè quella di fossato naturale attorno alla città che consentiva una protezione per la città stessa e teneva poi aperte le vie d'acqua che hanno reso infine fiorente il mercato veneziano. E quindi si è optato per deviare i fiumi dalla laguna. Pensate al Piave stesso, che ha concorso nella creazione della laguna, che è stato spostato più a nord, e oggi sul vecchio alveo del Piave corre il Sile. Ma soprattutto, come dicevo, il Brenta che ha visto molti interventi di deviazione delle sue acque. Uno dei più vistosi è certamente il taglio del canale nuovissimo, quello che costeggia la statale Romea. Immaginatevi un'opera del genere, l'hanno terminata nel 1610, quindi immaginatevela fatta con i mezzi dell'epoca. Ora, quella è stata un'opera fra le molteplici sul Brenta, quella è stata importante particolarmente per la laguna, perché creare il canale nuovissimo e i suoi argini ha fatto sì che per la laguna venisse definito un margine interno, cioè mentre prima poteva spaziare se si alzava l'acqua verso l'interno, quello ha segnato il confine interno della laguna. Il confine esterno è stato segnato e rinforzato poi con la realizzazione del murazzo nel XVIII secolo, e quindi in qualche modo si è irrigidita la laguna. I veneziani l'hanno irrigidita, hanno iniziato a governarla e ne hanno definito il perimetro con quella che è la conterminazione lagunare, cioè ponendo dei cippi marmorei attorno alla laguna, 99 cippi che segnano il perimetro, che segnavano il perimetro di competenza dei Savi alle acque, quello che oggi è il magistrato alle acque. I cippi ci sono tuttora, la contaminazione è stata rivista negli anni 90 e tuttora segnano appunto la competenza del magistrato. Ora, muovendoci lungo questo canale, già percepiamo la forte artificializzazione che da quel momento ha subito l'ambiente lagunare. Gli argini che contengono questo canale sono argini artificiali, come potete vedere, e sono argini non tanto del canale quanto argini delle valli da pesca che troviamo ai lati del canale. A nord avete Valle Averto e successivamente Valle Contarina, a sud avete le valli Cornio e la Valle Zappa. Queste sono solo alcune delle valli, delle numerose valli che potete trovare in Laguna di Venezia. Ci sono circa 9.800 ettari in laguna di valli da pesca sui 550 km quadrati della laguna. Gli argini notate sono argini principalmente in trachite, questa pietra estratta dai colli oganei, e rinforzati con l'impianto delle tamerici, questi grossi cespugli di origine medio orientale. La tamerice è una pianta che cresce tipicamente nei deserti, è adatta a condizioni estreme, a condizioni di scarsità d'acqua, di vento, di forti sbalzi di temperatura, cosa che trovate anche in laguna. Addirittura in laguna la tamerice può bere l'acqua salata in caso di necessità, e poi le sue fronde si ricopriranno di questo sale che lei trasuda, questo pulviscolo, da cui le famose tamerici salmastre d'Arse del D'Annunzio. Ogni tanto intravedete una postazione da caccia, ce ne sono di diverso tipo in laguna di postazioni da caccia. Queste che trovate lungo la canaletta sono i palchi da caccia, sono fatti in legno e canna di palude. Ce n'è una qui a destra. Ecco, la caccia è un'attività presente da secoli qui in laguna ed è legata alla grande abbondanza di selvaggine, in particolare di uccelli acquatici, soprattutto durante la stagione invernale. Pensate che arrivano a svernare
30.000 uccelli ogni anno. Un uomo a Ciapao, sulla prua l'acqua legao, poi a cason per la sena che il figlio va a parecciare e gli dice e c'è male con lui, dorme sul battello. 3 volte la mandavo e il figlio diceva si indormensavo. Poi ancora, ma stufo, si veniva a dire adesso vieni. Cosa? Così t'ha detto? E il figlio, per non dare da nuovo, ha detto sì. Allora, tremando come una foggia di sbernifare, mia mamma pivoggia, chi il vedeva, chi il sentia, in zenocciaia a Pagiolo, a dormire il figlio, gli aveva mandato, chiamandoli a Madonna, i santi che dal morto li salva tutti quanti, paternostrando con premura, ma niente. Gli ha visto venire, crepando tutti de paura, uno dell'altro addosso. E dire che il povero Niegau della proa non sa mosso.